festa de Barlet e Arrest. New York. A Barlet teniamo i candaini, andoi a buon vino. E ci serve qualche marecola, teniamo pure recli. Ci venga l'acquaria, ma teniamo un santuario. E non è che daici. A Madonna ci benedaici. A bescia marina, se venne sempre un pesce. E tu, dall'ora dei strade, ancora non finisce. E quella Sara ti si distingue morta. Dette un bello sguardo opposto. Sta città è bella a sé, non si va a trascurare. Assimicchia una dia, io paese di Mendia. Da ponente alle vente, cica bella, cica chente, e dalle vente a ponente, siamo quasi tutto contenti. Ci stai assettato, o stai in vita, quando stai a stevi tu castita. E ci alzo lo sguardo alla cattedrale, vai te pure un campanello. Non teniamo i boschi, ma mi ha avuto a fiera mosca, che i francesi ci un decetto, c'è sta vina da Barletta. Non buttiesse un barlettino nato, c'è due brecce, non ha fetta attraversata, e c'è un mare agitato e mossa, sa vattelello russo. A quando poi, siamo in un paese di mare, e che tendo noi, cusce gli uditi di un pescatore. Non cerca tesoro, non cerca ricchezza, tutto che te capisci. Guardate questa manovra che dovremmo fare. No, ragazzi, no, oggi è sabato. Sappiamo pure la terra. Guardate questa manovra che abbiamo fatto. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Good morning. Buongiorno ragazzi, good morning. Sabato mattina, sabato 16 dicembre, Gemengazze. Già 16 dicembre? Santa Lucia? No, quello è il 13. 16 dicembre 2027, ciao maestro Gino, hai sta Gino? No, quello si chiama Angelo. Bugie. Ma me t'hai scommesso? È molto piacere. Poi mi piace assai Ehi, ragazzi, oggi avrete la dimostrazione che il rosso si inventa i nomi. Allora, a posto. Si inventa i nomi. E dite ciao. Angelo Zazà. Gino, come ti chiami? Il nome tuo qual è? Angelo, hai indovinato? No, stiamo in diretta, Lei lo si inventa. Allora dice, ciao Angelo, allora dice no, è un po' sì che si chiama Angelo. Si inventa il nome. Ragazzi, ciao, ho perso Angelo, il caffè. Buona giornata. Ho perso il caffè, ragazzi. Sta per l'hangar. Salute, no, e ci. Già stamattina ragazzi, ho visto la Gazzetta del Mezzogiorno stamattina da Roberto Lorusso, che salutiamo. C'è effetto bello che ha fatto stamattina. Mondella? C'è Gattosi. Ah, mo' è Gattolo perché ho visto, ragazzi, ho visto le primarie, le facce, belle facce. Io darò il mio voto a chi mi risolve sto cazzo di problema di via Vittorio Veneto, perché ragazzi ora hanno aggiunto danno al danno, la strada è stretta, hanno messo il pullman in via Marconi, ma c'è la corriera più grossa della strada. Viale Marconi viene la corriera di Ferrotranviario, a corriera più grossa della strada, si blocca tutto, avanti ai cappuccini, non si capisce più niente. Per favore intervenite, un'anima buona. Ma ci vuole. Io uno che faccio poi scucere il video, non stai io. Mi hanno fatto lei scucere il video. Comunque io, al di là del fatto al di là del fatto che stai dicendo che è una cosa giusta, sì. Lei dite una cazzata? No, assolutamente no, anzi, in questo caso, al di là del fatto che hai sempre ragione, tu non mi preferisci parlare tu a me. Ha ragione dei video. No, e infatti in questo paese è così. Però io ti dico, vi dà così. Ecco, signori, vedete ragazzi, in diretta allora abbiamo visto questo signore che va a controsenso con la bicicletta, questo che ha parcheggiato, però ditelo ragazzi, hai ragione, troppo? No, lo sai che Michele Di Bari ha detto la voce sprizza energia, ha mangiato troppe fritte. No, Michele Di Bari, ieri 5 tenga la sveglia, zio, e quindi stiamo bello carichi. Non la cocaina che sgarata assurdo stamattina. Hai ragione. Stamattina è scattata. Hai ragione. Ah, ecco, è ripartito, grazie. È stato un segnale. Sì, ha ringraziato. Va Chiano.
marciapino, a posto ragazzi, tutto a posto, niente frittelle. Ce me la fai, zio. Allora, buongiorno. Oggi abbiamo avuto un'altra bella notizia che gli alberelli sono stati messi. Ben. I 5 alberelli? I 5 alberelli delle Quando 5 li hanno sono messi? Ieri mattina che facemmo a dritta, no? Ce ma vediamo con la nuova. Ce ma vedere. Ma comunque diciamo che molta gente È stata contenta. Hanno deciso fra niente di avere i nostri, però il fatto che noi siamo vigili su questa cosa. Io ho capito, dove Lo tenevo, capelli prima. Ah, quello ha capito. Per esempio all'interno Ci va a essere bella stu ma questa è un'altra battaglia che faremo. il muro di Berlino. Ma l'uomo muro di Berlino. Perché questo è. C'è veramente, nessuna. Penso che nemmeno in Cecoslovacchia sta il muro, aspetta che scazzetto. Vicky, buongiorno. Vuole essere salutati. Vicky, ciao. Non è Vicky, la dobbiamo salutare perché Vicky è l'eccellenza di Bar l'Italia. Cioè l'abbiamo nominata la madrina di Bar l'Italia che sta fuori, sta a Treviso, a Cristiano. Da Treviso sono 1000 chilometri che ci segue. Un mercato. Sto mercato oggi. Oggi è sabato. Io c'è sempre. E poi non vi dico qua, speriamo che non succeda mai niente, noi parliamo di sicurezza. Sì, la strada in mezzo, sì. Cioè, non danno. Cioè tu veramente. Va bene, quindi stamattina. Buongiorno Michele Di Pietro. Michele ha fallato, non si chiude, prego. Vabbè, evidentemente così è Francesco Panova, fai tu prego che tu 3 mesi, no è di Com'è? Fruscio di Scopanova. Fai capire cosa significa. Fruscio di Scopanova si dice quando la cosa è nuova, giusto? La cosa è nuova e c'hai piacere a farla. Ecco. Ciao! Ecco, questi sono salutati. A 50 centesimi qui abbiamo €1. Voglio. E polec. I polec. Allora, Fruscio di Scopanova è quando una cosa è nuova e tu hai piacere a farla. Dicevo, c'è un bel fiasco. Fruscio di Scopanova. Okay. Poi il piacere passa. Ragazzi, una cortesia, stamattina mi sono reso conto. Dovete condividere cortesemente, se ci volete bene, dovete condividere i video, condividere le foto. Siccome state tutti, io compreso, a Sciuquecu Facebook, un quarto d'ora, 7 minuti, 5 minuti dedicati a Barletta e il Rosso, Barletta a Vesta, Barletta e il Rosso. Barletta e il Rosso. Con calma, in maniera tale che poi Lello si può ufficiale, candidare. Mi candido come sindaco. Lello? Sì. Ti candidi come sindaco? Ci sta le chiede, senza lui. Allora ecco, stamattina Lello si è agitato perché ha visto la fotografia dei candidati alle primarie, si candida pure Lello. Io dico ci vuole aria nuova. Quello è il mio. Anche se in mezzo a quelle persone io qualcuno la vedrei bene. Tipo il dottor Cannito, lo dico subito. Poi non so, no, Fruscio se è vero che. Ma sono tutti bravi ragazzi, solamente che Lello tu non dovuto mettere perché la fotografia ieri per cenere stamattina, per favore Rino Daloiso dalla Gazzetta, fai fotografie più strette e più lunghe. Vabbè, a che si Lello 3, perché Lello non è che si può mettere. Raffaele, buongiorno, ok fatto, già ti hanno. Per favore ragazzi, cioè, voi scherzate, ma siamo 30.000 mi piace, 30.000. 31.000. 31.000. Questa cosa 31.000. 30.000. Ma c'è perché l'uomo. Ma c'è salutato un po' vicino. Bellei. 30.000. Condividete, non dico sempre tic, condividete, raccogliete gli amici che l'ora X si avvicina l'ora X. Ragazzi, scusate, questa è una riunione. Qua sta una riunione tecnica da Cayenne a scelga di pago. No. Io mi salutiamo vicino. Vincenzo, noi sto penderetto, sta a fare una riunione. Quando ci piname, che sta mettendo che il dopo. Che hold? Stai in diretta, buongiorno maestro. Buongiorno. Ti ci trovo vicino. Ancora mettame che il dopo specie carrozza. No, va bene. È uno specchietto all'ello, uno specchietto, un finestrino nuovo e tante cose. No, la macchina deve rimanere questa. Però c'è no, ma che me l'ha detto? Ciao ragazzi, salutate Bellino. Se tenete. Come gli vai? Ciao Enzo, buona giornata. Ciao ragazzi, ciao. Se tenete qualche rottame da portare qua, rottame.
se avete qualche rottame, venite a Bellene, Caso Matino. Grande Vincenzo, voglio un freddo Rottame, buono, un bacio alla Sardegna, anche tu sei in Sardegna. Ah, tu? E quando sei in Sardegna? Chiara Curci, Anche lei sei in buongiorno. Sardegna? Diciamo solamente Chiara, non diciamo il cognome. No. Ma sei scritto, Chiara? Scusa. Penso metterli tutti nella pressa. No, Ma c'è sto bastardo. gliel'ha detto. Io lo faccio. Saluta diretti bimbi. Sì, salutiamo in diretta, ragazzi. Ieri un applauso a Sebastiano La Vecchia, Giuseppe Di Bari, Luigi Di Pietro e gli altri, la signora Maria, come si chiama? La zia Maria. Zia Maria, che hanno fatto un intervento sui ragazzi che stanno malati qua. No, ha fatto una bellissima cosa. Un bacio a tutti. Un complimento veramente di vero Ecco, cuore. quelle iniziative, condividetele. Scegliete su Facebook e scazzo. E salutiamo tutti gli amici che purtroppo stanno in questo ospedale per vari motivi. Speriamo con una pronta guarigione, quello che ne possiamo dire. No? Una preghiera, incrociamo le dita. Incrociamo le dita. Accelera Isca sta per te. No, vabbè, no, stiamo bene, non ti preoccupare. No. Sì. Oggi è sabato, escono primi i bambini, cioè dobbiamo leggeri 10 minuti in ritardo. Leggeri. Quindi per favore condividete anche le iniziative belle, la storia degli alberelli. Sì, sono cose che purtroppo succedono e la mafia sistematica sono accusati una città. Uno specchietto nuovo all'ello per il finestrino destro, il finestrino passeggero ste rotto, un carrozzino, una stemezza a boh, la manetta è tutto filosofo, sei cos'è un bastardo proprio, scusate il termine, Franco Delano, già che casa te la coverete, complimenti la notte. Per così perché sei un signorino la notte, mocavino. Vini, la notte. E allora quindi, dicevo, oggi sono uscite queste belle fotografie. Ci sono belle iniziative, Barletta, anche di privati. Fece cosa? Per esempio Angelo ha rifatto quello che fece l'anno scorso, che il 24 sarebbe sabato prossimo. Angelo il barbiere, Angelo il parrucchiere. È guarito? Sì, sta... Dal ginocchio? No, lui l'hanno operato, l'hanno tolto una vena. Ah, veniva di quella da stembite. Infatti, quello è il lavoro che fanno, che stanno sempre lì. Salutiamo tutti i parrucchieri e i barbieri di Barletta. E alle parrucchiere pure, le sciambiste, tutte, perché fanno un lavoro anche chi sta in piedi, per esempio, tutti i barristi, i salumir, i bedil. Tu sei passato. I bedil stanno dicendo. Qua faranno una bellissima festa per tutti i ragazzi del quartiere, anche perché loro dicono che purtroppo, visto che il centro fanno solo iniziative, no, io non me la prendo col centro, io sto dicendo che questi ragazzi hanno messo qualcosa a testa. Domenica ci sarà il trenino, domenica è domani. Oggi venerdì, sempre, domenica, allora domani è il domenica, dai, domenica facciamo il trenino. Chi sta senza... Noi organizziamo una cosa a mezzadì? Sì. Stai l'Indra a mezzadì? No, io stai l'Indra. Voglio salutare Raspilo, Alendì, di Chievo. Saluta mia sorella Irene. Tua sorella Irene, sto al balcone. Forza Inter, che si arrebbi, che Alendì Raspilo. E dite le tre numuzze finalmente che ha fatto la critica sulla partita di calcetto, facevo un gol, però non ne mangi bion, perdemmo, vuole che dice che perdemmo, Alendì. Alendì però lascialo vivere un po', dai, mi viene a dire di te. Facevo un gol, mi mangi questo canto, c'è mafia. Ecco perché stai un saluto a Roberta, un saluto a chi ci ascolta anche quando non ci ascolta in diretta. Condividete, ragazzi. No, è bello, ragazzi. Cominciamo con il sciuc. Dove ci vedete? Dove vedete la diretta? Dove state? A dormire? In bagno? Mentre fate colazione? Mentre facciamo l'amore? No, c'è. L'amore. Questo è un concetto che io voglio spiegare. Del mio concetto. Per me l'amore non è il sesso, l'amore è l'amore verso... Io per questo, per la verità, è il mio amore.
questo è un mio amore, cioè l'amore per la mia città. La passione. Quello è il vero amore. Il vero amore è l'amore di mia figlia, l'amore di mia madre, l'amore di. L'amore che ho per te. Ecco, buonasera. Come amico. Buonasera. Cioè, l'amore con la Juventus. Che poi metti uno e l'altro quando fai l'amore con chi vuoi bene, è già diverso. Cioè tu se fai l'amore con me. No, io con te non lo posso fare perché non mi piaci. Non so tipo tu. No, ma non. Eppure dei begli occhi, non ti interessa. Ah, a proposito, ora faranno il cancello. Non ce l'è. No, abbiamo. Allora. Mocafò il sindaco, lo fa lo Lo sapeva tabatto. No, ma non ci sa. Ha detto che uno si deve incatenare. Sì, lascia stare. No, perché luglio scorso, facete ragazzi un cangito. Ma va ricordato. Grande disperata Doc, buongiorno. Ah, questa è quella di ieri. Grande Nello, arreta come io, solamente a te salutare. Perché ho parlato dell'amore, avevo già salutato prima. Non essere già, ha salutato prima, la signora ha salutato, ha specificato e dopo li vai a vedere. Ha salutato. Saluto, buongiorno a tutti, ha detto. La prima cosa. Allora, ho sbagliato. San Giacomo, buongiorno. Disperato, tu quanto. Pasqua, buongiorno. Da Torino. Ecco Torino, vai a via Pastrengo 29, Pasqua, via Pastrengo 29, la terra sta fermo di epidemia. 1991. Mamma. Quanti anni fa? 26 anni fa. E quanti anni tieni, Ciccio? 50. Buongiorno a Barbaro Pietro, buongiorno. Barbaro Pietro è la ferrovia dello Stato nelle sue mani. Barbaro Pietro ha fatto le scuole elementari con me. Ma vedete, tu mi diamo un fedino. Barbaro, è vero questa cosa? Barbaro, sputtanala questo signore qua. Barbaro Pietro ha fatto la scuola elementare con me alla D'Azeglio ed è il capotreno sul Frecciarossa, uno con Enzo due Pignatelli palle. lo conosci? No. Enzo Pignatelli è un signore. Barbaro Pietro saluta. Enzo Pignatelli è uno di Barletta Ves che ci segue tanto e lo saluto con affetto. Guarda Pietro come ti fa fare la figura adesso. E poi c'è il nostro grande amico papà Eraclio che saluta, che facciamo salutare a tutti i barlettani di fuori. Eraclio D'Ingilio, guarda che chiama Eraclio. Barbaro Pietro, numero 1. E con questo vi salutiamo e vi diciamo. Ma sta l'altro me lo dice, sta ancora tu. Io all'altro me lo dice per me. E ci pigliò il letto. Mannaggia, quanta cosa facciamo in questo paese. Dove ti lascio, signor Francesco? Dove vuoi? Dove devi andare al gate? No, se tu vai a sinistra, fatti via d'Aragona, all'Espinenza Roberto. Ah, ok. Così fece la cattà. Un saluto a tutti ragazzi, buona giornata, saluti a tutti, belli e brutti. Ciao Eraclio, grande Michia, ormai barlettana puro sangue. È un dialetto ce l'ha, no? Ma lo sapete che oggi ho sgarrato a sonno? Vero? Non è suonata a me la sveglia. Per favore la mattina qualcuno che si ricorda gli facesse una chiamata a Balila, che questo sgarra su. Mannaggia diavolo. Comunque ragazzi, di novità ce ne saranno, dai. Salutiamo il nostro grande Francesco in arte The Gate. The Gate, ascolto un glass sempre ragazzi, me ne poco tanto io. Ragazzi, Barletti Aves, Forza Lello. Ciao amore. Sindaco. Ciao. Ci sentiamo oggi pomeriggio, ti vengo a trovare. Ciao. Oppete. E con questo ragazzi io vi saluto, vi auguro una buona giornata, un buon sabato, un buon weekend. Con tutto il cuore, vi voglio un mondo di bene, cercate di divertirvi, di passare delle bellissime giornate, delle bellissime, qualsiasi cosa che fate che deve riuscire, deve sempre riuscire. Io questo è il mio augurio che faccio a tutti quanti voi. Da Barletta Vesta, l'Elurus.